Allora, il Circolo di Rovigo per il quarto anno ha collaborato con il Circolo Arti Decorative per l'organizzazione di questa bellissima iniziativa, la mostra dei presepi che si è conclusa oggi 6 gennaio qui in piazzetta a Nonaria, e siamo veramente onorati di aver contribuito a portare avanti questa bellissima tradizione italiana con tantissime collaborazioni, una bella partecipazione, oltre 800 persone che sono venute a visitare il presepe, che hanno votato e che hanno dato il segno di questa bellissima coinvolgimento da parte della gente. Quindi un risultato di tutti, ma direi un risultato di tutta la città di Rovigo. Quindi grazie Rovigo, grazie di questa partecipazione, e visto che ancora siamo all'inizio dell'anno, a tutti auguri di cuore di buon anno 2022, perché ne abbiamo veramente bisogno.